Nuova legge elettorale. La nuova norma calda ancora di approvazione in Consiglio regionale rischia di diventare il nuovo fertile terreno di scontro tra i due candidati alla poltrona di presidente della regione Veneto, Moretti-Zaia. Se in aula PD e Lega hanno fatto la voce grossa con lanci di invettive da una parte e dall'altra, ora lo scontro si fa elettorale. Dura la posizione della candidata del centro-sinistra Alessandra Moretti, che parla di un regalo a chi fa della politica un mestiere. Con 8 degli 11 assessori regionali spiega che sono consiglieri da oltre 10 anni. Dal canto suo la Lega Nord del governatore Zaia contrattacca l'eventuale retroattività, dice, del limite di 2 mandati avrebbe potuto avere problemi legali. Il blocco di 2 mandati retroattivi legati alla retroattività significa anche poter ricorrere alla Corte Costituzionale, quindi significa magari mettere in campo una legge che poi può essere disconosciuta nel giro di 4 mesi, quindi anche magari invalidare le votazioni. Comunque la si voglia vedere, di fatto la bocciatura dell'emendamento Padrini in Consiglio regionale, che poneva la questione della retroattività del limite di 2 mandati, di fatto salva dall'oblio elettorale 27 amministratori uscenti. Improvvisamente ci sarebbe stato lo spolvero, quindi forse qualcuno godeva, difatti c'è stato qualche collega della Lega che ha fatto un intervento diverso da quello di Caner e ha detto sì turnover, ma alcuni sempre fissi e turnano solo gli altri 50%. Legge elettorale che entra in vigore da quest'anno, ma i cui effetti si potranno vedere solo nel 2025 con lo scadere dei primi 2 mandati. I partiti in questo momento, l'ho detto molto ai miei colleghi, non sono in grado di autoriformarsi, però ci volevano 31 voti e quindi diciamo che la conservazione ha superato i limiti del buonsenso. Nella bagarre generale salta anche la norma sulla doppia differenza di genere, un'umiliazione ancora una volta, afferma Alessandra Moretti, per le donne venete che in Consiglio regionale sono solo 2 su 58 maschi. Zaia continua, si dimostra essere contro le donne. Una svista, un errore, tanto che nelle riunioni dei gruppi tutti erano a favore. Siamo rimasti tutti un pochino, devo dire, sorpresi di come sia potuto uscire un risultato del genere per pochissimo poi. La Lega non si dispera, la legge regionale veneta è comunque tra le più garantiste. Nelle liste elettorali che si andranno a formare il 50% dei posti sarà riservato a uomini e a donne.